Allora, abbiamo accennato al discorso dell'accoppiata, che secondo me merita un attimo una battuta di precisazione, perché tra l'altro proprio su questo argomento un telespettatore aveva scritto, chiedendo allarmato, ma allora quest'anno su questo discorso ne prendiamo di meno. Vuole rispondere? Sì, attualmente da quello che ci risulta nel Veneto andranno circa 70 milioni di euro per quanto riguarda le misure dell'accoppiamento e quindi sulla zootecnia. Noi pensiamo, ovviamente sono cifre sicuramente molto inferiori rispetto alle precedenti. Il settore zootecnico con questa riforma della PAC è quello che viene fuori più penalizzato, per non dire altro, e quindi per questo motivo noi pensiamo che questa cifra sia una cifra che deve andare in rialzo, arrivare al minimo a 100 milioni di euro. Sappiamo che la Regione Veneto con l'assessore Manzato su questo ha posto un punto fermo, speriamo che riusciamo a portare a casa insieme questo risultato. Quindi ci state lavorando, ci state lavorando. Presidente, a lei un po' la parola, vediamo, stanno arrivando anche altri messaggi. Si parla sempre alla grande, in modo straordinario, stiamo bassi, domanda, se uno ha un campo e vuole coltivare verdure, quanto guadagna, riceve degli incentivi? Siamo messi appunto al discorso dei piccolini. Questo è il tema ritorna. che ha trattato anche prima il nostro direttore, mettendo in evidenza che la nuova PAC sicuramente non sarà di giovo o di attuazione per questo tipo di agricoltura, però la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, dal canto suo cerca di mettersela tutta, però sicuramente ha dei tavoli in cui non si riesce a trovare un punto di compromesso o di equità per questo tipo di scelte, non possiamo promettere prima. Perché diciamo che è strutturato tutto sulla base di presupposti diversi da quelli che sono le nostre tipicità italiane, no? Al di là di tutto, e quindi si tende, tanto nella grande industria di altri settori, eccetera, ad agevolare il grande. Oppure Questa è nella stata la pesca. globalizzazione a cui abbiamo intercorso in questi ultimi anni, è la globalizzazione che ci ha portato alla fine a noi in Italia che abbiamo dei costi ben precisi di produzione, valorizzati e distribuiti in quello che può essere il nostro valore dell'euro oggi, costi da sostenere per la produzione elevatissimi, il nostro prodotto poi viene mescolato con quello che è una produzione globale, cioè mondiale o europea, di conseguenza noi siamo quelli più penalizzati. E infine a noi ci chiedono sempre la qualità, il prodotto quantitativo, qualitativo, un casino di paletti e di regole che ci impongono che talvolta sono a discapito del reddito dell'agricoltore. Infatti questa è una questione abbastanza seria, perché si collega alla qualità su quale noi puntiamo, il discorso qualitativo vuol dire tutto, e anche i giovani, che è un altro capitolo importante, perché i giovani sono senza dubbio attratti dall'innovazione, ma anche dal metterci qualche cosa in più, quindi puntare a cose magari più piccole perché hanno magari meno possibilità, perché alcuni intraprendono questa attività perché lo vogliono fare con passione, vedendo che altri sbocchi non ci sono, ma guardando l'aspetto qualitativo elevato, anche di nicchia se vogliamo in certo qual modo. Certo. E invece sembra che siano un po' penalizzati. La prima penalizzazione grandissima che intercorrono i nostri giovani è quella soprattutto di magari talvolta non avere la terra, che è la materia prima che a loro serve per crescere e strutturare la propria azienda. Problemi che si ripercuotevano ancora, non parlo di 10 anni fa, ma forse anche di 20, il problema terra è sempre stato un problema per chi voleva dedicarsi a tutta anima, a tutto corpo per praticare l'agricoltura. E alla fine anche oggi, passati tanti anni, ancora tanti giovani magari laureati però che hanno avuto solo pochi impatti diretti con il mondo agricolo, la necessità primaria che loro hanno è quella di avere la terra. Ma è mai possibile, perché so che c'è stata anche un'azione da parte dei giovani di Padova proprio per poter coltivare delle zone anche demaniali che venissero messe a disposizione, poterle rilevare, insomma far qualcosa in modo importante per dare un'opportunità. Sarebbe possibile, è una questione elettorale, se viene accolta da qualcuno c'è una realistica probabilità. Poi sentiamo anche lei direttore che ha alla mano anche i dati. Ci può essere anche alcune realtà concrete che si porteranno, noi come Confederazione ci siamo interessati per questo e avremo modo e avrete modo anche voi di vedere, non ve lo dico in anteprima, però per i giovani ci siamo battuti per determinate cose e soprattutto per dare la terra a queste persone. Nel Veneto abbiamo lottizzato, abbiamo distrutto parte del nostro territorio,
quello che abbiamo cementificato e anche quello che non abbiamo cementificato ma che avremmo voluto cementificare. Parliamo che abbiamo distrutto circa 40.000 ettari, se anche da 40.000 ettari ne togliessimo 200, 300, 500, adesso il numero preciso non lo posso dare, ma sicuramente questo terreno potrebbe essere ridato ai giovani per mettere in campo le loro nuove idee, la voglia di crescere, la voglia di innovare anche il nostro settore. Direttore. Sì, bisogna dare politiche adeguate ai giovani, la politica adeguata, la risposta è anche la contribuzione. Piano di sviluppo rurale, mi ricollego a ciò, in quanto sul piano di sviluppo rurale ci devono essere delle misure concrete per i giovani. Ricordiamo che sono 45.000 le aziende agricole giovani iscritte alla Camera di Commercio a livello nazionale su 750.000, quindi poco più del 6%. L'obiettivo nostro di CIA, ma l'obiettivo del mondo economico è quello di portare a 2 cifre questa percentuale. Negli ultimi periodo, negli ultimi 2 anni soprattutto, abbiamo visto grande interessamento sul settore primario e sull'agricoltura di giovani, anche giovani che non vengono dall'agricoltura ma vengono anche da settori svariati, quindi questo appeal, questa voglia di fare agricoltura anche da parte dei giovani penso sia una risposta concreta. La politica ora deve mettere giù gli strumenti necessari per far sì che queste aziende crescano e crescano anche con la giusta attività economica. Ecco, ci sono piccole, non arrivavano dei messaggi dicendo che comunque le migliori macchine agricole vengono dall'Umbria. Ecco, quindi c'è anche la valorizzare la produzione in Italia nel settore che è importante. Ci sono comunque piccoli agricoltori, anche giovani, che hanno intrapreso delle attività anche l'anno scorso, in tempo passato, che ci hanno chiamato nella zona anche dei Colli, in provincia di Vicenza, di Padova, eccetera, che adesso si trovano in serie difficoltà e non sanno se continuare perché non vedono, hanno avuto anche problemi con i dissesti idrogeologici, insomma far fronte a tutto è difficile. Non è previsto nulla per venire incontro loro? È previsto all'interno del piano di sviluppo rurale sui miglioramenti e all'investimento, c'è una misura specifica per i giovani. Noi come organizzazioni siamo riusciti a portare questa misura dal 4% all'8% della contribuzione e quindi spostare circa 200 milioni di euro solo per i giovani che si vogliono insediare e vogliono investire in agricoltura. Penso che questa sia la risposta più concreta a queste aziende che si sono insediate nell'ultimo periodo ed ora hanno la necessità, anche con la possibilità di accedere a contribuzione pubblica, di fare investimenti all'interno della propria azienda, perché vede, l'azienda è importante che resista nel territorio, ma resiste se ha una competitività, ma se ha anche una redditività. Quindi l'operazione che noi dobbiamo fare è quella di dare la possibilità ai giovani di fare investimento all'interno delle proprie aziende per raggiungere competitività e redditività dei propri prodotti e quindi la valorizzazione del proprio prodotto. Penso che questo sia la risposta a queste persone, a questi giovani che si sono insediati. Ecco, un altro messaggio parlava di tutela dell'Europa che non interviene a sufficienza, poi si parlava di pasta che viene prodotta con grani che vengono da altri paesi, non sempre ne conosciamo la bontà sostanzialmente. E anche da dove parte, insomma. Bravissimo, infatti diceva proprio questo. E allora a questo sappiamo punto... la destinazione, non sappiamo bene la partenza, poi lo passano per prodotto comunitario. Bravissimo, magari... infatti il messaggio sostanzialmente diceva questo. Questa è una delle prime penalizzazioni, però volevo riprendere un attimo il discorso che il nostro direttore prima dava, questa immagine dei giovani. Io credo che una cosa strategica oggi per le nostre aziende sia anche investire nella consulenza, perché io come imprenditore agricolo talvolta quando vado a fare visita ad alcune aziende vedo che si trova un punto, cioè anche loro hanno necessità di sfogarsi, di capire che esigenze hanno. Quindi credo che in questo startup di PAC e di PSR, credo che la consulenza alle nostre aziende, quelle che resteranno o quelle che nasceranno e che vorranno crescere, sia una cosa veramente strategica. Quindi non sentirsi da soli. Bravissima, insomma. Questo è il concetto, di dare questo concetto ancora più vivo del noi e quindi la vivacità che i giovani danno, però seguita per mano, ma magari da persone anche più vissute che hanno fatto esperienza diretta nel campo, sicuramente insieme si può arrivare a dei risultati positivi. Ecco, voi a questo proposito, direttore come CIA Padova, avete dato molto peso ai giovani.
in questa anche rivoluzione del nuovo assetto, dove c'è la Brava. presenza, la persona istituzionale, quindi del presidente, anziché che è un agricoltore che viene da questo mondo, e le figure dei giovani sono importanti. Può aiutare, mandare proprio un messaggio e dire non siete da soli, cercate di farvi fare una consulenza, un aiuto, un supporto, perché nei momenti di difficoltà in tutti gli ambiti è importante far sapere che esiste un'associazione che ha a cuore i propri iscritti. Penso che anche in quello agricolo non esuli, insomma, da queste problematiche. Sì, nel momento in cui abbiamo adoperato l'autoriforma, che è il meccanismo che ci ha permesso di portare il presidente agricoltore per la prima volta all'interno della nostra confederazione, aveva come obiettivo anche lo sviluppo dei GE, che sono i gruppi di interesse economico, e l'obiettivo dello sviluppo delle associazioni di persone. Questo per andare incontro alle esigenze che sentiamo quotidianamente nel nostro territorio, e quindi la necessità di trovare sinergia con le persone che lavorano su determinati comparti e che insieme si danno anche delle risposte, ma trovano anche il modo per superare le difficoltà. Ecco, penso che questo sia uno degli elementi importanti che noi abbiamo messo in campo. Ora, per quanto riguarda i giovani, abbiamo un'associazione, AGIA, che è Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, che a Padova sta lavorando benissimo, ha fatto il congresso poco più di un mese fa, e quotidianamente si trovano per darci proposte sempre concrete e puntuali sull'attività economico, anche sindacale, che facciamo come Confederazione. Quindi penso che questo sia l'altro elemento importante, un elemento di valorizzazione, insomma, del settore. Insomma. Che aspettative hanno soprattutto i giovani? I giovani hanno aspettative ambiziose di crescita, sono rispettosi dell'ambiente, del territorio. Forse più attenti non delle generazioni passate. Perché era un momento di boom economico in cui forse trascurare anche la naturalezza, la purezza della terra, invece loro hanno un concetto anche di rispetto nei propri confronti, quindi pretendere oggi ma conservarla anche per il futuro, e questi sono dei messaggi più che positivi dal punto di vista agricolo e naturale in cui ci scontriamo. Volevo riprendere un concetto sui giovani. I giovani hanno anche un'idea di crescita globale di quello che può essere il settore, e talvolta difendono il territorio per saperlo proporre ad altri, quindi investire in un qualcosa di crescita vera e propria di quello che può essere il nostro settore. Chiaro. Allora, torniamo tra pochissimi minuti, andiamo in pubblicità, tra poco siamo di nuovo con voi.